spiaggia affollata in ogni ordine di posti a Santa Margherita Ligure per la rievocazione storica del Palio Marinaro del Tigullio a 80 anni dalla sua prima edizione. Tanti turisti e curiosi, oltre che appassionati, hanno seguito tutte le fasi di preparazione dei gozzi e dei vogatori che hanno indossato le fasce di un colore diverso a seconda del comune di appartenenza. Prologo alla gara il corteo nel centro storico di Santa Margherita con la partecipazione del gruppo musici e sbandieratori dei Sestieri di Lavagna e a sfilare i gonfaloni dei comuni e gli equipaggi con i remi alzati. In mare la gara su gozzi storici in legno è stata vinta da Sestri Levante davanti a Portofino, Santa Margherita, Rapallo, Zoagli, Lavagna e Chiavari, mentre nella fase successiva, quella dell'arrampicata sulla spiaggia per salire sulla fune a strappare il vessillo abbinato alla località di appartenenza, ha vinto invece la scimmia di Lavagna, ovvero Nicola Benaglia. Una gara che si è tramutata in una festa sulla scia di una tradizione molto radicata nel territorio del Tigullio che ha avuto la capacità di unire sotto un'unica bandiera sportiva tutti e 7 i comuni rivieraschi. Io credo che la gente che oggi circondava queste tribune naturali di Santa Margherita Ligure sia rimasta soddisfatta. Il Palio è tradizione, il Palio è gioia di vivere, il Palio allontana da 1000 situazioni difficili. Continuiamo a viverlo, portiamolo avanti. Quella è l'idea, il protocollo d'intesa con i comuni del Tigullio è stato firmato e l'idea era quella poi ogni anno di riproporla, e ora poi studieremo bene magari la formula e sul dove farla. L'idea è quella, un ritorno al passato che ci proietta però nel futuro e siamo molto molto fiduciosi. Ed è stato bello anche rivedere le scimmie dopo tanto tempo, dopo tanti anni. Naturalmente io ho avuto l'idea, ma se non ci fosse stato l'appoggio di tutti i dirigenti, gli appassionati dell'associazione, i vogatori, dei tifosi, non sarebbe riuscita così bene come è riuscita.